Alessandro Genovesi, perché è qui, Partito Democratico è candidato in Consiglio Comunale, perché presenti Nicola Conficoni, candidato sindaco, e Caterina Conti, segretaria regionale, sabato 15 marzo alle 10, sala ex tipografia Savio, via Torricelli, presentazione della squadra. Sì. Vada! Buonasera direttore, buonasera ai telespettatori. Sì, questo sabato presentiamo la lista del PD, una lista di 40 persone, quindi abbiamo riempito la lista, fatta sia da persone che hanno avuto ruoli negli ultimi anni nel partito, sia da tutti i consiglieri comunali dell'ultimo consiglio che si ricandidano. E poi ci sono 10 nuove persone non iscritte al partito che vengono dalla società civile e che hanno deciso di accogliere con entusiasmo questa sfida di candidarsi, di iniziare la propria esperienza politica. E quindi una bella lista, una lista che arricchisce la coalizione che noi abbiamo fortemente voluto a sostegno di Nicola Conficoni, che è formata anche da un altro partito che è Italia Viva e altre 3 liste civiche, il Bene Comune, Pordenone in Salute e un'altra Pordenone c'è. Quindi una coalizione civica che ha un progetto civico e esprime un candidato sindaco che ha avuto che ha una grande esperienza politica e un ruolo amministrativo importante nelle giunte Bolzonello e Pedrotti. Grazie. Allora, l'appuntamento è per sabato 15 marzo alle 10, ex tipografia Savio.